Alessandro Amadi aveva compiuto lo scorso settembre 47 anni. La sua è una famiglia di pescatori di Burano, prima che lui e altri si trasferissero. Alessandro, in particolare, viveva a Cavallino Treporti e per lavoro aveva un taxi acqueo che gestiva con grande passione e professionalità, oltre che con grande impegno, visto che il lavoro occupava la gran parte delle sue giornate. È una famiglia conosciuta, una famiglia storica dell'isola di Burano e poi alcuni componenti si sono trasferiti a Cavallino Treporti pur mantenendo un legame con l'isola di Burano ma anche con tutta la comunità di Cavallino Treporti di origine buranella e quindi il dispiacere è di tanti. Una famiglia conosciuta e un lavoratore che non si risparmiava, Alessandro. I suoi trasporti erano soprattutto verso le isole, turisti ma non solo. Aveva appena acquistato una nuova imbarcazione. Un incidente assurdo invece l'ha ucciso mentre probabilmente stava tornando a casa dopo la cena con un amico. Sono molto dispiaciuta e quindi le condoglianze mie e dell'amministrazione alla sua famiglia, oltre che dispiacere per la sua perdita.